Entro il 2019 è pronta la piazzola dell'elisoccorso a Pralungo di Mezzanego. Il comune è in attesa che Enel sposti le linee aeree. Nell'area è previsto un parcheggio e il deposito del sale. Lavagna studia i flussi di traffico e i commercianti positivi sulle eventuali pedonalizzazioni, ma con una preoccupazione: la possibile congestione dell'Aurelia e dell'accesso all'ospedale. Siate cristiani autentici ed entusiasti, l'invito del Vescovo a San Bartolomeo della Ginestra, conclusi i giorni di festa che hanno coinvolto l'intera comunità parrocchiale. Ricostruzione ferma nelle zone del centro Italia colpite 3 anni fa dal sisma. Il Vescovo d'Ercole ammonisce: il tempo porta a dimenticare, ma chi ha vissuto la tragedia non dimentica. Dopo la conquista del 9° scudetto, il capitano della canoa Polo Chiavari Luca Bellini in partenza per gli europei. L'obiettivo è il podio e il futuro una piscina per crescere il vivaio. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi apriamo andando a Mezzanego, dove proseguono gli interventi per la realizzazione di una piazzola adibita dell'elisoccorso in località Pralungo. La realizzazione è quasi pronta per essere operativa. La durata dei lavori è stata molto lunga, ma dopo la fine della pavimentazione a giugno si prevede possa essere utilizzata entro la fine di quest'anno. L'area comprenderà anche il deposito del sale e una ventina di posti auto per i residenti. Sentiamo. Un progetto iniziato nel 2014 e che vedrà compimento entro la fine del 2019. La genesi della piazzola dell'elisoccorso non è stata semplice. Il comune ha dovuto rilevare alcune delle aree da privati nella zona di Pralungo, ai piedi della salita che da Borgonova Ligure porta al Passo del Bocco. L'ultima cosa da fare è quello che l'Enel deve spostare le linee aeree. Telecom ho già fatto, adesso abbiamo pagato i diritti che sono circa 8.000 euro che sono stati versati già nella primavera. Adesso ho sentito la regione che ha dato i nulla osta idraulici per staffare le linee nel ponte che attraversa il Moliano, per cui spero che nel mese di settembre Enel si programmi i lavori in maniera che entro la fine dell'anno di aver terminato questa importante realizzazione che in caso di emergenza sarà un punto importante, perché ci sarà finalmente una piazzola sul nostro fondovalle per atterrare in sicurezza. Il comune ha potuto contare anche sul sostegno della città metropolitana, poiché nell'area è incluso anche il deposito del sale per liberare la strada dal ghiaccio e dalla neve durante l'inverno. La struttura, estesa circa per 2.000 metri quadrati, includerà anche una ventina di parcheggi per i residenti. Il risultato è buono perché ci sarà anche una dotazione di parcheggi importante a servizio di questa zona del paese, per cui è multifunzionale quest'area. Oltre alla piazzola dell'elisoccorso c'è anche un po' di parcheggio per i residenti e il deposito del sale, che ormai non viene più grandi freddi, però ci fossero delle gelate, averci il deposito del sale sulla strada che porta al Passo del Bocco è una cosa importante, perché permette l'immediata salagione di queste strade, la messa in sicurezza più veloce rispetto a dove i depositi sono più lontani. Si sono concluse poco prima delle 9 di questa mattina le operazioni di bonifica all'uscita del casello autostradale di Genova Ovest, dove nel pomeriggio di ieri si era ribaltata un'autocisterna contenente acido solfidrico. Il mezzo pesante stava affrontando la curva all'uscita quando si è ribaltato. Ad effettuare il travaso è intervenuto il nucleo specialistico dei Vigili del Fuoco di Milano, che grazie a speciali pompe adatte ad acidi e liquidi infiammabili ha trasferito parte del prodotto in un altro autoarticolato, allo scopo di alleggerirla per poter lavorare nei limiti di portata della gru. Stiamo vedendo alcune fotografie. L'amministrazione comunale di Lavagna nei giorni scorsi ha effettuato una rilevazione dei flussi di traffico che interessano le principali strade della città. Lo ha fatto nel periodo estivo, proprio per testare la circolazione delle auto nelle fasi di maggiore criticità. Ora proseguirà lo studio condotto da Exis dell'Università di Genova, che elaborerà una proposta complessiva di ridefinizione delle aree pedonali con eventuali modifiche delle zone di sosta dei sensi di marcia. Ai commercianti è stato chiesto un parere. Sentiamo. A voi commercianti che cosa è stato chiesto?
A noi commercianti è stato chiesto di fare una prima indagine in maniera molto amichevole tra tutti i commercianti per capire chi è favorevole o meno. Io l'ho fatto nella mia via in qualità di responsabile anche di Via Dante e molti, anche perché Via Dante è caratterizzata da una grande presenza di ristoranti o di bar, è favorevole alla chiusura della via. Già il fatto che l'amministrazione abbia chiesto uno studio preciso fatto da esperti su un piano del traffico mi sembra già un punto fondamentale e di grande valore, perché Lavagna purtroppo non ha delle strade di scorrimento in un numero sufficiente per far defluire il traffico della città, soprattutto verso l'autostrada, perché le strade di scorrimento sono Via Dante e l'Aurelia. Via Cavour è in senso contrario, per cui chiudendo appunto Via Dante, sulla Via Aurelia si va a creare un eccesso di mezzi che la percorrono, creando rallentamenti e anche e soprattutto sugli incroci le macchine che devono defluire da Lavagna in senso perpendicolare non riescono a defluire. Lavagna ha un ospedale che è sede di DIA di primo livello per tutto il territorio. Vedete delle problematiche anche relative alla sicurezza? A mio parere sì, ci sono e anche quelle vanno valutate con molta attenzione, perché il nostro ospedale, soprattutto col pronto soccorso, è chiaramente il punto di riferimento non solo per la riviera ma anche per tutto l'entroterra e a questo bisogna fare molta attenzione e dare la priorità chiaramente ai mezzi di soccorso. E anche lì noi vediamo, quando facciamo le feste Musiche Gusto e Medioevo con Gusto e chiediamo la chiusura per questi 2 pomeriggi dell'intera città, via Fieschi anche lì diventa praticamente le macchine ferme non hanno possibilità di muoversi perché non riescono ad uscire sull'Aurelia. E anche questo è un punto su cui riflettere molto bene, perché poi possono fare delle prove e vedere cosa succede. Noi lo vediamo nell'ambito delle feste che le persone a un certo orario non riescono proprio più a muoversi se non hanno un motorino o una bicicletta, ecco. Sul tema delle infrastrutture e della viabilità è intervenuto oggi anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Vediamo la notizia pubblicata sul nostro sito. Toti ha affidato le sue parole ad un post pubblicato sulla pagina Facebook. È intervenuto sul progetto di realizzazione della Gronda di Genova e su tutte le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese. Il governatore ligure si dice pronto ad una manifestazione pubblica se il nuovo governo non darà risposte e rassicurazioni immediate sulle grandi opere. Le infrastrutture, scrive Toti, sono indispensabili per la crescita del Paese. La decrescita felice non esiste, esistono imprese, disoccupati e cittadini che aspettano risposte da decenni. E oggi ricorre il 3° anniversario del terremoto che nella notte del 24 agosto 2016 alle 3:36 colpì Marche, Lazio, Umbria ed Abruzzo, provocando circa 300 vittime. La vita nei paesi distrutti dal sisma continua all'insegna della speranza che parta la ricostruzione. Lo scoraggiamento e la rinuncia però attanagliano l'animo di tanti. Radio Vaticana ne ha parlato con Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno. Sentiamo. Il tempo passa e purtroppo, è un cattivo compagno di viaggio in questo senso, perché porta un po' a dimenticare, ma chi ha vissuto la tragedia evidentemente non dimentica nulla. Cosa è cambiato in questi 3 anni da questo punto di vista? Ma per quanto riguarda la ricostruzione, è andata abbastanza lentamente per quanto riguarda le ricostruzioni private, ma la ricostruzione dei luoghi, dei paesi è veramente tutta ancora ferma al punto di partenza. Per quanto riguarda le chiese, ricordo che la distruzione delle chiese è praticamente la morte delle comunità dei villaggi. Ora noi abbiamo potuto rimettere a posto alcune chiese grazie a Errani, il primo commissario, perché dopo di lui non c'è stato più nulla e noi siamo fermi. Io nella mia diocesi sono riuscito a mettere a posto una quindicina, una ventina in totale, e che è molto poco, però è già un piccolo segno. Non si parla solo di ricostruzione materiale, appunto, ma anche spirituale. Come si potrà procedere da questo punto di vista? Allora, per quanto riguarda la ricostruzione spirituale umana,
sociale e spirituale, nella nostra diocesi noi abbiamo dato una grandissima importanza e io ho cercato di assicurare subito un luogo provvisorio di incontro e di preghiera. Ora, per far crescere la speranza in questo momento non è assolutamente facile, per due motivi. Primo, perché gli anziani se ne vanno un po' per volta, muoiono e hanno la sofferenza di non rivedere i loro luoghi. I giovani, i ragazzi soprattutto, un po' spaventati dal terremoto, sono andati altrove e rischiano di non ritornare più in questi luoghi. La gente ha ancora paura. La paura non la togli mai. Vincere la paura è il lavoro più difficile che noi cerchiamo di fare attraverso la solidarietà e la responsabilità. Nel giorno della memoria liturgica di San Bartolomeo Apostolo, Monsignor Alberto Tanesini ha celebrato l'Eucaristia nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. Il vescovo, che ha conferito il sacramento della Cresima ad un giovane, ha invitato nell'omelia ad essere cristiani autentici, coerenti e soprattutto entusiasti sull'esempio del santo. Per trasmettere questo entusiasmo è così, ha detto, da far tremare il mondo dell'amore di Dio. Qui non si può dire che manchi l'entusiasmo in questa comunità. No, devo dire che è una comunità molto viva, però è anche vero che si cammina sempre e celebrare queste feste che per noi sono un po' il segno, diciamo, della nostra fede, perché è il titolare della nostra parrocchia, quindi dobbiamo guardare a lui come comunità cristiana, ci invita proprio ad essere autentici, ad essere veri, ed è stato molto bello perché questa mattina anche la presenza del nostro vescovo, la Cresima di Marco, ci ha richiamato un po' le radici della nostra fede ed è stato anche un invito forte a crescere nella verità e nella comunione. Trasmettere l'entusiasmo, diceva il Vescovo, è sicuramente un cammino impegnativo. Lei diceva, come vi sostenete qui come comunità? Allora, io credo che al cuore, alla radice della comunità cristiana c'è sempre l'Eucaristia, quindi per noi l'Eucaristia è davvero il cuore poi di tutte le iniziative anche che la parrocchia vive, è una parrocchia grande, una parrocchia viva con molte attività. Però credo che il cuore, il centro di tutte queste cose, anche del nostro fare, parte da qua, parte da questa mensa che per noi è il centro e il cuore della vita. Lei diceva al termine della messa, questa è proprio una festa di famiglia, le famiglie si riuniscono e celebrano anche proprio attorno alla tavola il momento della celebrazione del titolare. Sì, è risaputa questa tradizione, diciamo che soprattutto le famiglie che hanno radici qua e che vengono dalla nostra storia, nella festa di San Bartolomeo c'è proprio questa tradizione a ritrovarsi per pranzare insieme, e c'è un piatto che è tipico di San Bartolomeo, che adesso così lo sveliamo, e sono le melanzane ripiene. Tipiche della stagione, quindi. Si diceva che in antichità, nei tempi, ma non tantissimi anni fa, poi le famiglie si trovavano anche sui prati, si trovavano a far festa insieme, proprio condividendo questo piatto. Bello anche il segno di Marco, che ha voluto terminare il percorso dell'iniziazione cristiana proprio qui, nella scuola che è stata proprio la sua famiglia in qualche modo. Sì, il papà di Marco ha ricevuto il trasferimento di lavoro a Livorno ed è stato bello con la sua famiglia, con la famiglia di Marco, ragionare un po' su questo trasferimento e anche il desiderio di Marco e della sua famiglia di concludere quel cammino iniziato qua all'iniziazione cristiana. A Statale di Nela, in occasione della festa di San Bartolomeo, domani alle 11 la Santa Messa e alle 17 i Vespri la processione con l'Arca del Santo e il crocifisso nero portato dai confratelli della Confraternita di Lavagna. Lunedì alle 18 la messa in suffragio dei defunti della parrocchia celebrata nella cappella del cimitero. Nella parrocchia di Santa Maria Camposasco si festeggia la Madonna della Cintura. Domani alle 9:30 la Santa Messa, alle 17:30 il Vespro e la processione è presieduta da Don
Don Gianni Emanuele Muratore. Seguirà una serata insieme. Nella cappella dei Santi Nazario e Celso, in località Casareggio a Dorero, si festeggia la Madonna della Guardia. Domani alle 18 la Santa Messa e la processione. Al termine ci sarà un piccolo momento di condivisione. Nella comunità parrocchiale di Carlo, nello Spezzino, domani si festeggia il Sant'Antonio Maria Gianelli. Alle 11 la messa nella chiesa parrocchiale, alle 20:30 i vespri che saranno celebrati nell'oratorio. Seguirà la processione per le vie del paese con le confraternite e l'accompagnamento musicale della banda. A Lovari, in frazione di Rezzo Aglio, domani si festeggia il Sacro Cuore di Maria, alle 11 la messa con processione nel paese. Nell'occasione saranno commemorati i caduti della frazione Sisto Paiughi, carabiniere, Terenzio Bacigalupi, alpino. Al termine sarà possibile condividere il pranzo. Andiamo ora a Santa Margherita Ligure, dove fervono i preparativi in vista del terzo Festival della Bioetica. Il futuro, uomo, ambiente, animale è il tema scelto per l'edizione 2019 della manifestazione che si svolgerà dal 29 al 30 agosto. L'evento è organizzato dall'Istituto Italiano di Bioetica con il sostegno del Comune e sarà allestito tra Piazza Caprera e Villa Durazzo. Accanto al programma scientifico sono previste anche nelle giornate dedicate al festival mostre d'arte e assegnazione del premio Bioetica Festival 2019. A Villa Durazzo sarà allestita la mostra di pittura e scultura Futuro fuori a cornice a cura della critica d'arte Maria Galasso. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. La crisi di governo e la drammatica situazione in Amazzonia sulla prima pagina dei quotidiani. Quest'oggi Avvenire, passi programmati. Primo incontro costruttivo tra Movimento 5 Stelle e PD, taglio dei deputati la condizione. Nel vertice serale Di Maio chiede a Zingaretti la riconferma di Conte Premier. Veleni tra i Dem, Grillo attacca Renzi, dalla Lega un pressing contro il governo giallo-rosso. Dall'interno di Avvenire, Zingaretti Di Maio, primo vertice, colloquio in serata dopo l'incontro dei capigruppo. Primo giudizio Dem, nessun ostacolo insormontabile, ma il capo del Movimento 5 Stelle dice taglio dei parlamentari subito, non c'è tavolo con la Lega, Orlando lo dicano al Colle. Poi più sotto, nel faccia a faccia il capo 5 Stelle rilancia, Conte bis è condizione irrinunciabile, il rischio è quello di un muro contro muro. Sempre da venire gli approfondimenti, uno sguardo nuovo sui malati per evitare il loro abbandono, l'intervento di Mario Melazzini nel rapporto tra il bisognoso e chi l'assiste, la speranza è nell'occhio del curante, condizione decisiva per sentirsi vivi. Si deve dare all'infermo, alla sua famiglia e a tutta la società la certezza che ognuno riceverà trattamenti, cure e sostegni adeguati alla sua condizione, senza lasciare il dubbio di un programmato disinteresse. Ancora da avvenire una libertà chiamata religione. Al meeting di Rimini l'esempio dei 19 martiri algerini uccisi dai terroristi fra il 94 e il 96 e proclamati beati l'8 dicembre. Il postulatore della causa, padre Georgion, la vera minaccia viene sempre dall'ignoranza dell'altro. Ancora da avvenire l'Amazzonia in fiamme, il mondo isola Bolsonaro, Macron alza il tiro, bloccheremo l'accordo fra Unione Europea e Mercosur. Andiamo sul secolo XIX, la politica, Movimento 5 Stelle PD, il nodo è Conte, cena Di Maio Zingaretti, passi avanti sul programma ma è scontro sulla conferma del Premier. Ancora dalle pagine del secolo, l'Amazzonia sul tavolo del G7, Macron, Bolsonaro mente, il francese, il Brasile non mantiene gli impegni, mi opporrò al patto fra l'Unione Europea e il Mercosur. Le pagine del Levante, la cronaca, ex pentito di mafia ucciso a Chiavari, la polizia chiude il negozio dell'ex socia. Durante l'indagine per l'omicidio di Orazio Pino sono state riscontrate irregolarità sui registri della gioielleria Esmeralda. Ancora il caso reti da pesca e per le olive nei rifiuti va in tilt l'impianto di Ria Marsiglia. I conferimenti irregolari hanno provocato il guasto del macchinario aprisacchi, 60.000 euro il costo della riparazione con una squadra arrivata dal Veneto. Sempre dal Levante, quelle statue portate lassù, fede e tradizione sui monti, la Madonna del Maggiorasca testimonianza di ringraziamento dopo la guerra, poi la Iona con la Signora delle Nevi e quella degli Alpini. La linea va subito alla redazione dove oggi per noi è Emanuela Castello.
Grazie Cristina e buongiorno a tutti. Sono state individuate 2 donne di origine straniera considerate autrici di 2 furti in altrettante abitazioni a Portofino e a Paraggi. Ieri mattina una turista ucraina ha telefonato al numero unico per le emergenze 112 per segnalare il furto avvenuto presso la sua abitazione proprio a Portofino. I carabinieri hanno verificato sul posto che qualcuno era riuscito ad introdursi nella casa e aveva portato via oggetti e denaro per un valore superiore ai 20.000 euro. Grazie alle immagini delle telecamere poste a Portofino e alla collaborazione della polizia locale, i carabinieri sono riusciti ad individuare 2 donne che sono state riprese dalle telecamere mentre si incamminavano verso l'abitazione e poi si allontanavano di fretta con alcuni borsoni pieni. Alcune ore dopo le 2 donne sono state fermate a Paraggi mentre si allontanavano da una strada residenziale. Le 2 donne sono state fermate e sottoposte a controllo e proprio in quel momento è giunta ai carabinieri la segnalazione di un nuovo furto messo a segno proprio nella località di Paraggi. A questo punto dal controllo delle 2 donne è emerso che avevano con sé la refurtiva tanto del primo quanto del secondo furto e altri oggetti che attualmente sono al vaglio dei carabinieri per le dovute verifiche. La refurtiva è stata restituita ai proprietari e le 2 donne sono state denunciate. È tutto in linea allo studio. Bene, grazie. Parliamo ora di sport, di canoa polo. Archiviato il 9° scudetto, il capitano della Proscogli Canoa Polo Chiavari, Luca Bellini, è pronto per una nuova avventura. Domani partirà insieme alla formazione italiana impegnata agli europei a Coimbra in Portogallo. Il movimento sportivo, grazie ai risultati conseguiti dalla squadra chiavarese, ha assunto negli anni un rilievo importante. Ora la società spera in una piscina dove poter allenare il vivaio. Sentiamo. Come è stato di confermarsi? Ma è stata una vittoria sofferta perché è stato abbastanza un percorso complicato, perché arrivando secondi in stagione regolare abbiamo avuto un playoff un po' più complicato diciamo dei nostri rivali e abbiamo incontrato quarto di finale alla Roma, che è un'ottima squadra, in semifinale il Napoli col quale siamo andati addirittura a gara 3, dove poi ne siamo usciti con una grandissima partita e poi abbiamo vinto per 3-2 la finale contro l'ex Siracusa, contro il Catania, che è una squadra sempre molto molto forte, e siamo contenti per il nono titolo. Ricordiamo che a breve tu partirai per gli europei. Sì, domenica partiamo con la squadra nazionale per gli europei che si terranno in Portogallo a Coimbra. La squadra è forte, quindi diciamo l'obiettivo è confermarsi sicuramente, cioè comunque salire sul podio. Puntiamo a vincerlo, ci sono squadre di livello, ma ce la metteremo tutta. Spesso si dice che vincere è difficile, ma la cosa più difficile è di confermarsi. Sì, assolutamente. Negli anni ormai è consolidato che il sistema che adottiamo funziona, perché insomma 9 scudetti, più Coppa dei Campioni, più varie Coppa Italia, comunque la realtà ormai è questa. Ci vorrebbe, probabilmente la cosa che ci vorrebbe di più è una struttura diciamo un po' più importante, come potrebbe essere una piscina, per cercare negli anni di andare a costruire un settore giovanile che possa essere di ricambio al gruppo nostro. Gol di Luca Bellini a 2,42. Bene, con queste immagini si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna come sempre questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 su Telepace 1 al canale 15, ma prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.